E bella per tutti voi ragazzi, io sono lo spaventapasseri, proprio così, lo spaventapasseri che c'è quella bastardo di Happy Farming che ha provato a buttarmi giù a fine episodio, sto bastardo di Happy Farming che ora è andato dentro la cacca. Come cazzo si permette a volermi mettere giù? Ma tanto è impossibile mettermi giù perché sono legato bene a quel palo. Comunque, io sono spaventapasseri, il cane è andato e non ritorna più almeno per queste recensioni non ritornerà più. È stata una recensione molto particolare perché abbiamo avuto molti sviluppi nella storyline. Allora, innanzitutto, abbiamo avuto Leslie che a quanto pare è stato rapito dai Death Riders. Una cosa assurda, proprio sti Death Riders che, mamma mia, mamma tua, mamma mia, cioè nel senso, i Death Riders che insomma rapiscono Leslie, ma che prova hanno rapito Leslie? Tanto il casino l'hanno già fatto nella farm che c'era Happy Farming che doveva trinciare, alla fine non ha trinciato perché non ha potuto fare niente. Cioè, a che però hanno rapito Leslie, mi chiedo io. Non ho proprio capito perché hanno rapito Leslie. Bah, povero Leslie, insomma. Tanto vale che rapivano Happy Farming che mi tratta sempre di merda, che mi insulta, voleva buttarmi giù. Potevano rapire lui, Leslie è sempre gentile, Leslie. Non mi dice mai insulti, non mi dice mai nulla, Leslie. Tanto vale che rapivano Happy Farming a questo punto. Vabbè, comunque, insomma, è una cosa assurda perché... E levati, spaventapasseri del cazzo. Scusate, è che il rapimento di Leslie mi ha mandato veramente in depressione, cazzo. C'è anche Leslie rapito. Tanto che lo spaventapasseri ha preso il controllo della fanpage per un attimo. No, comunque, qua c'è da preoccuparsi, la situazione è seria. È seria perché io intanto mi faccio anche dei dubbi sul sindaco. C'è un sindaco che nella sua cittadina ti capiscono una persona e tu dici, ah no, ma sai, lo Stato, no, lo Stato, i Death Riders mi pagano, quindi... Cioè, qua bisogna parlare veramente con lo Stato, bisogna cambiare sto sindaco, fare delle elezioni come era successo nel bel Friuli del 2021 o il Friuli quel che era. Quindi il fatto che sto sindaco italo, tedesco, francese, franco-tedesco lì non faccia nulla per migliorare la cosa, che se ne fotta, stia con le mani in mano, non mi convince. Ma sapete che sto iniziando anche ad avere dei dubbi su Ludmillo? Perché Ludmillo, che dice che è a Chernobyl, sapete che secondo me Ludmillo si è unito ai Death Riders? Ovviamente è solo una teoria, poi magari sarà smentita, questo bisognerà solo vederlo, però insomma ho quasi la sensazione che Ludmillo, anche perché vedo un po' di similitudini fra Marina Shafir e Ludmillo, io penso che Marina sia un po' una Ludmillo al femminile, quindi questa cosa mi lascia un attimo perplesso, anche perché a uno come Moxley Ludmillo piace, perché comunque è uno che pochi fronzoli, aggressivo, mena, cioè ha proprio lo stile Death Riders, Ludmillo, lo stile Blackpool Combat Club, quando prima si facevano chiamare Blackpool Combat Club, cioè comunque Ludmillo quello stile lì ce l'ha. Quindi non mi sorprenderebbe se, cioè no, mi sorprenderebbe perché sarebbe un colpo di scena, veramente un tradimento incredibile, che poi era già successo che Ludmillo tradiva Happy Farming, organizzando e orchestrando tutta la cosa dei fantasmi della signora Concetta nella prima stagione, nel 2021, non so se vi ricordate, ma io mi ricordo molto bene. Prima di conoscere Leslie, tutto quel casino lì. Poi hanno conosciuto anche Leslie. Leslie che viene rapito e ora che si fa? Ora come fa Happy Farming a lavorare? Non può fare tutto solo. Tra l'altro deve anche ricostruire tutto il campo di mais che gli è stato distrutto. Cioè, situazione molto critica. Però con calma si risolverà tutto, spero, perché Happy Farming deve trovare una soluzione. È difficile, ma deve trovare una soluzione, deve combattere. Io so che è uno che combatte perché ha già combattuto con l'Inner Circle nel 2021, l'ha già fatto e lo rifarà, anche se i The Traders non sono l'Inner Circle, sono molto più potenti, molto più cattivi, quindi bisognerà un attimino capire quale sarà la situazione nel prossimo episodio. Fatto sta che Ludmillo non me la racconta giusta.